Il Signore è intervenuto a liberare il suo popolo. Israele oppresso in Egitto viene liberato dalla schiavitù con la mediazione di Mosè. Anche Mosè ha avuto bisogno di essere liberato ed educato e dopo molti anni è pronto per intervenire. Il libro dell'Esodo, dopo aver raccontato la giovinezza di Mosè, la sua vocazione, si dilunga a presentare lo scontro fra Mosè e il faraone, grande epopea delle piaghe, che culmina con la festa di Pasqua, liberazione attraverso le acque. E dopo aver superato il mare del limite, Yam Suf, mare dei giunchi, o limitazione della umanità schiava del peccato, Israele si trova nel deserto, non ancora nella terra promessa. Ha ancora una lunga strada da fare. La tappa fondamentale sarà il Sinai. Ai piedi della Santa Montagna, quella massa di gente portata fuori dalla condizione di schiavitù diventa popolo. Un altro elemento importante del libro dell'Esodo è la costituzione del popolo di Israele. Nasce una realtà organica e proprio con l'intuizione di Mosè questa condizione del popolo viene qualificata come alleanza fra Dio e Israele. Al capitolo 19 dell'Esodo troviamo l'introduzione teologica alla stipulazione dell'alleanza, in un testo particolarmente ricco di teologia. Il Signore disse a Mosè: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. In queste parole noi troviamo una profonda teologia dell'alleanza. Anzitutto, l'esperienza storica di quello che il Signore ha già fatto a favore del popolo. Voi stessi avete visto quello che io ho fatto all'Egitto. C'è una esperienza di salvezza, di intervento di Dio. Non è una idea astratta, una teoria vaga, è
l'esperienza di un evento storico, di un fatto che è accaduto. Voi stessi avete visto. Mosè ha l'incarico di dire agli israeliti: voi avete visto. Allora, in forza di quello che avete visto, possiamo fare il contratto. Quello che hanno già visto diventa una garanzia di quello che sarà. Non solo hanno visto che il Signore ha combattuto contro l'Egitto, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, ma positivamente hanno visto come il Signore ha sollevato Israele su ali di aquila e l'ha fatto venire a sé. È una espressione poetica molto bella. Il popolo è stato portato su ali d'aquila. L'aquila è un animale maestoso. Nel deserto il suo volo è significativo. L'ampia apertura delle ali dice una potenza signorile. Soprattutto c'è l'idea di un alzarsi in volo portati. Voi avete visto come vi ho fatti venire a me portandovi su ali d'aquila. C'è l'idea di un innalzamento, di un dono di grazia che solleva. Non vi ho detto di scalare faticosamente la montagna, ma vi ho portato in alto su ali di aquila e vi ho fatti venire a me. Il primo punto è che il Signore ha attirato il popolo a sé. Ora, in forza di quello che è già capitato e che voi avete visto, se volete, solo se volete, quindi non vi impongo qualcosa, vi propongo un accordo, se volete dare ascolto alla mia voce, ma non in modo saltuario, occasionale, bensì permanente, ascoltare la mia voce e custodire la mia alleanza, allora voi sarete per me una segullà, una proprietà particolare. E si adopera un termine tecnico nel linguaggio dei pastori, soprattutto quelli che curavano gli animali di diversi proprietari. Portavano al pascolo e accudivano centinaia di bestie che appartenevano a tanti proprietari. Però in mezzo a tutti quegli animali ce n'era una porzione che apparteneva proprio al pastore. Quella era la segullà, anche se come pastore curava tutte le altre. Il linguaggio è fatto di immagini legate ad un ambiente di pastori primitivi del deserto. Dio propone a Israele di diventare la sua segullà, la sua proprietà particolare. Ma notate, subito dopo aggiunge: mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me una proprietà fra tutti i popoli, perché a me appartengono tutti i popoli. Non c'è mica logica in questa frase.
Sarebbe come dire: voi diventate miei perché tutti sono miei. Qui c'è però l'idea biblica della elezione. Israele è il popolo eletto. Dio ha scelto un popolo fra tutti gli altri popoli. Una deduzione sbagliata sarebbe questa: Dio ha scelto Israele e trascura gli altri. Dio vuole bene a Israele e non agli altri. C'è un popolo eletto di cui Dio si occupa, mentre degli altri Dio non si occupa. Queste sono tutte conclusioni sbagliate. A Dio appartengono tutti i popoli della terra. Di conseguenza si occupa di tutti e cura tutti. E allora perché ne ha scelto uno come sua particolare proprietà? Per dare a questo popolo un ruolo sacerdotale. Dio ha bisogno di un alleato. Dio fa alleanza, cioè si cerca un socio. Quando cerchi di mettere in piedi una società, cercare un altro che faccia alleanza con te, che collabori con te, se c'è qualcosa da fare, se c'è un lavoro, se c'è un'attività grande. Noi, ragionando in teoria, potremmo dire: Dio è capace a fare tutto da solo. Certo, Dio potrebbe fare tutto da solo, però la rivelazione è che non vuole fare tutto da solo. Ed è andato a cercarsi un popolo come alleato. Ma si è alleato con un popolo perché gli interessano tutti i popoli. Quindi che lavoro c'è da fare? Salvare tutti i popoli. Per salvare tutti i popoli, Dio ne ha salvato uno, lo ha scelto come socio perché possa operare in società con lui alla salvezza di tutto il mondo. Questa è l'idea dell'alleanza. Il regno di sacerdoti è il popolo di Israele che ha funzione sacerdotale, cioè di mediazione. Nella tradizione comune, il sacerdote è il mediatore fra terra e cielo, fra Dio e l'umanità. Non ha senso un mediatore senza le due parti. Il mediatore ha il compito di creare unione. Israele ha il compito sacerdotale nei confronti degli altri popoli. Cioè, Israele è stato eletto perché gli altri popoli possano arrivare a Dio. Dio ha eletto Israele perché possa portare la parola di Dio agli altri popoli. Israele ha un ruolo sacerdotale di mediatore, una nazione santa, cioè che appartiene propriamente al Signore, per poter fare da trait d'union, da collegamento fra il Signore e tutti gli altri popoli. Se volete, possiamo fare alleanza. Mosè ha il compito del mediatore dell'alleanza fra Dio e il popolo.
Questa è la preparazione. Il popolo accetta. Quello che il Signore ha detto, noi lo faremo. Israele accetta di allearsi con Dio. E a questo punto ecco il contratto. Al capitolo 20 viene presentato il documento dell'alleanza, la sottoscrizione della società, che è il decalogo. Deca logos, 10 parole. È il contratto che lega Dio e Israele. È un testo molto importante, che si capisce nella prospettiva della società. Non è semplicemente una sintesi di regole morali, ma è anzitutto un contratto fra due persone che hanno fatto alleanza. Comincia così, ed è molto importante l'inizio. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione di schiavo. Non avrai altri dei di fronte a me. Anzitutto c'è la presentazione di Dio. Io. Poi il rapporto con Israele. Tu. Io sono il Signore, nome proprio. Tuo Dio, non uno qualsiasi, il tuo. Io sono legato a te. Perché? Perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Io ti ho liberato dalla condizione di schiavo. C'è già qualche cosa che è stato fatto. Di conseguenza, tu non avrai altri dei di fronte a me. Molto importante notare che è un futuro, non tanto un imperativo. Dal momento che io, il Signore, ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, di conseguenza tu non avrai altri dei. Di conseguenza non ti farai idolo. Di conseguenza non userai il nome di Dio per la magia, per i tuoi interessi. Di conseguenza non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né alcun'altra cosa. Sono tutti verbi al futuro negativo, come conseguenza di quello che è già stato. Avete notato che ne ho saltati 2? Perché in mezzo ce ne sono 2 che non sono né al futuro né negativi, ma sono i 2 imperativi positivi. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Onora tuo padre e tua madre. Questi sono gli unici 2 comandi. Sono al centro, sono il cuore. Ricordati, onora. L'imperativo ricordati è detto al padre di famiglia.
in quanto padrone di casa. Ricordati del giorno di sabato significa ricordati di dare riposo a tutti quelli che dipendono da te. 6 giorni lavorerai, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Questo è un precetto di liberazione. Tu sei stato liberato, adesso sei diventato padrone e hai dei dipendenti. Notate la graduatoria. I figli, maschio e femmina. I servi, maschio e femmina. Il bestiame, sotto il bestiame, il forestiero che abita presso di te. Anche l'ultimo tu rispetterai. Sei stato schiavo e io ti ho liberato. Adesso che facciamo la società insieme, tu sarai come me un liberatore. E un giorno su 7 liberi tutti i tuoi dipendenti, fino all'ultimo. Fai riposare. Sei libero, quindi diventa liberatore. Dicevo, è un precetto dato al padre, che deve far riposare il figlio, lo schiavo, il bestiame, tutti quelli che sono sotto di lui. L'altro precetto è dato al figlio. Onora tuo padre e tua madre. Cioè dà peso a chi ti ha preceduto, alla tradizione. Tuo padre e tua madre sono i padri, la storia, il popolo. È il tuo passato. Onorare in ebraico significa dare peso, dare valore, riconoscere il valore della storia che ti ha preceduto, non in senso astratto, nelle persone concrete che hanno determinato la tua vita. Non semplicemente che ti hanno messo al mondo, ma che ti hanno dato la cultura, il modo di essere, l'educazione e la vita di fede. Dà peso a quella esperienza che ti ha preceduto. Di conseguenza, tu trasmetti a tutti quelli che dipendono da te quella esperienza, che è un'esperienza di liberazione. Se volete ascoltare la mia voce e custodire la mia alleanza, sarete per me una proprietà eletta. Volete? Questi sono i termini del contratto. Il popolo risponde, dopo che Mosè ha letto, al capitolo 24, tutto quello che il Signore ha detto, noi lo faremo. E viene stipulata l'alleanza nel sangue del sacrificio. Mosè asperge il sangue sul popolo dicendo: il Signore ha stipulato con voi un'alleanza sulla base di queste parole. Questo è il sangue dell'alleanza. Ormai siete una cosa sola con il Signore. Siete diventati parenti di sangue. Siete in stretto rapporto con Lui. È comprensibile per noi il riferimento all'Eucaristia, al sangue della nuova ed eterna alleanza, a questo legame unico che Gesù sacerdote realizza fra Dio e l'umanità, perché gli interessa tutta l'umanità per portarla alla piena comunione con sé. E l'Esodo continua a parlare a noi del nostro esodo, della nostra uscita, della nostra liberazione e del nostro impegno di popolo dell'alleanza che comunica ciò che ha ricevuto.
e trasmette libertà.